L'accordo per l'Energit che passa alla siciliana Honda, salvi 60 posti di lavoro a Cagliari, ancora qualche giorno per la firma. Buonasera, finalmente dunque una buona notizia per l'occupazione. A Roma stamane è stato trovato l'accordo per la cessione di Energit tra casa madre Alpic e i nuovi compratori, il gruppo siciliano Honda Energia, ma per la firma sul contratto bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La firma sul contratto di vendita sarà messa il 23 novembre. Salvo sorprese, l'avvertenza Energit sta per arrivare al capitolo finale e per i 62 dipendenti il ritorno al lavoro potrebbe essere solo questione di giorni. L'annuncio dell'accordo è piombato nel bel mezzo del vertice al Ministero dello Sviluppo Economico tra Regione, Provincia di Cagliari e sindacati, insieme ad Alpic, la multinazionale che ha messo in liquidazione la società cagliaritana, per poi condurre le trattative con un unico potenziale acquirente, il gruppo siciliano di Honda Energia, gli stessi che hanno firmato l'intesa per l'acquisizione della sede di via Jenner, con la garanzia, almeno in via informale, che manterranno l'attuale organico. Nell'attuale disastrato panorama industriale, insomma, una buona notizia. Restano però almeno due incognite. Honda Energia è sì, come Energit, attiva nella fornitura a clienti privati, ma quasi esclusivamente nel mercato siciliano. Inoltre non è ancora chiaro se l'operazione abbia i presupposti finanziari. La stessa Alpic avrebbe chiesto più volte garanzie su questo punto. In ogni caso i sindacati, insieme all'assessore all'industria Alessandra Zedda, esprimono cauto ottimismo.